possa vedere qua giù tutto questo che è stato pensato per te, dedicato a te, organizzato per te, detto per te, cantato per te. Non l'avresti mai potuto immaginare. La vicinanza e l'affetto delle persone sono la vera cura per l'anima. Grazie a Salvatore, il nostro sindaco, e all'amministrazione comunale tutta, per aver voluto mantenere vivo il ricordo di Antonio, dedicandogli questo luogo di incontri umani, di intrecci di vite, di musica, di cultura e di culture, di arte, che sono state per Antonio le passioni di tutta la sua vita. Noi si chiusa sole. Dopo di me ci sarà un bravo artista che si chiama Soleandro, che è uno che dice, insomma, che sa il fatto suo, è una bella dimensione, molto originale. Mi fa piacere che abbia aderito anche lui a questa performance in onore di Antonio. Era un amico di Antonio ed era uno che dimostra ancora una volta una bella sensibilità, e penso che meriti un grande applauso anche da parte vostra. A Norbider semper sanus, a Norbider semper sardos. Questa è per te, Antonio Zena, Benidona. Ti che sei andato, che non manco salutare. E come in te hai fatto in questo luogo poi due fritto. E sole sente a te, sole sente a te, sole sente a te. Solo che forza mie tempestoso e innamorato di te e non passa notte carigna mi sacara ancora in saurora tu sei sola che forza tempestosa e innamorata che a me non passa notte di carigna mi sagrada solo
che tiene. Ciao capitano. Grazie, grazie a tutti. Antonio Zedda amava molto la musica. È un momento, io non vorrei rovinare questa serata meravigliosa, però dentro quel cellulare, capovolgiare il 9, c'ho tutti i WhatsApp con Antoni. Non fede un intellettuale. Era un rompipalle. Era con me. Nel senso che mi daria sempre, io gli mandavo tutte le canzoni, la sicria e poi le mandavo a Antonio, e gli dicevo: Antonio, cosa ne pensi? Travaglia bene. Ecco perché mi piaceva. Quando non da sacana e vai da comunione, siamo amici stanotte, ascoltiamo suonare. Ma chiamami, chiamami, non la posso primare, sa pena di amore, ma dico sempre vicina a alleviare sul dolore, più leggero e sicuro quando siamo giuntare. E se ti senti sola, ammenta di te amare, ma chiamami, tu e chiamami, tu chiamami. Maria Antonio mi ha chiamato e mi ha detto: ma lei te su alco va la saggioso, sempre non gli fa mai su alco, dico: ma Antonio, Dio mio, dai minoretto, non vedo. Oh, Antonio con la sua flemma, Giuseppe mi guarda, mi chiama e mi fa: ho trovato la soluzione, parti a Bergamo, non so che aziende, e mi ha mandato da un oculista, un amico suo, un luminare, si chiama Fumagalli. Beh, io porto sempre nel cuore questa cosa, mi ricordo ancora, Roberto era piccolino, ci sei Roberto? Ti ricordi, a te ti ha operato di mattina e subito poi ha operato a me, fidi il fracco, apnosi, mi imbaglia soli. E niente, siamo andati, c'ho questo ricordo di Roberto che doveva partire all'esercito, mi pare. Mi sono operato di Uru, fatto questa domanda, sono carabinieri, non mamma mia. Figlio mio, torno a Doma e mamma preoccupata. Tu vai da troppo, mamma c'era Maria Faeda. Ma però mi affredende. So pensamento lontano dai a te, che a pensare senza mie, a tu i pensami, a vai da in che tenendola in fiore, profumarsi e su frutto e su vero nome, baby.
È perfetta. Beh, ve lo voglio raccontare stasera, come è nata Savitri questa canzone. Io accendo la televisione via in camper, io vivo in camper da tanti anni. Vedo Mollica che intervista Ed Sheeran. Mollica gli ha detto: Ed, ma ti rendi conto che tu sei il cantante più famoso al mondo? Hai scritto Perfect, 4 miliardi e mezzo di visualizzazioni nel mondo. Ma come hai fatto? Dio mulo, e quel non cucumiamo varie. Lui fa: ho incontrato questa ragazza, mi sono innamorato di lei, l'ho guardata negli occhi e gli ho detto: amore, ti scriverò la canzone d'amore più bella di tutti i tempi. Compreremo un vignetto in Umbria, ed è vero, si l'ha cogliuata e si hanno comprato un vignetto in Umbria vicino a Mogol, che mi deve Tinalibu. A un certo punto questa bella storia finisce l'intervista, entra Museremia, vedo il tubo sulla televisione, mi l'abbaita, dice la Raffaella, e gli faccio: Ra, e lei che c'è? Ti scriverò la canzone sarda più bella di tutti i tempi. No, il vignetto non ce lo compriamo, ve l'abbiamo già. A un certo punto Issa mi abbaita e mi fa vedere: buffato d'oso. Infortunata, carriera infortunata la mia. Quindi io, grazie a Montretta che senza pavoso non fatte fotografie, una signora ma Sara Manato, facciamoci una foto, appena almeno Ponzannuda in Facebook, mamma è convinta che io sbaglio al banco di Sardegna. Antonio non la conosco nulla. Quindi io vi lascio, vi saluto con le ultime 40 canzoni e voglio dirvi che sta a cappello, andate. Adesso siete un po' stanchi voi. Allora vi canto un'altra canzone. Allora voglio regalare un altro CD. Bergamasca questa no, regala nulla. Dammi un CD. Una persona che ne ha bisogno. No, aspetta. No, ho visto una persona adesso lì, ho visto Piero, l'ex sindaco di Bosa. Vieni su tempo che fa sempre. Allora, cerca di entrare già nel personaggio. Ex. Non va arrivi a Natale. Allora, hai mi raccontato. Vediamo che non mi esce sull'ultima vizzina di frequente. Su WhatsApp e fatemi divorziare lo saccazzetto. Ah, il flash acceso, non c'è nessuno, non lo diciamo a nessuno. Il flash acceso perché sono Antonio ora in luce. La puoi piegarmela che scende e poi lo comprende il muro. Vedi che la gente l'ha capito. Dedico questa canzone a tutte le mamme, soprattutto alla mia, che quando ho iniziato a cantare i Judiacos avevano perso la lavatrice. Allora non faceva cantare. E io lì in nascosto, in Iasariteo, dai primi accordi. E te la dedico, cara Giuseppina, con tanto affetto. Poi ti abbraccio e ti che aiuto a salire la vedere, stai 2 giorni con me. Roberto io me la dà. Dulce mamma. Dulce mamma. E stanotte in Montresta s'alluna in morte che è un capitale su umiltà de babbo la che è sopra Natale ma quando mina la isti solea lascia su mattine chi deve si studiare ma perdonami se non so come michele tue se lo zucchero ma sei su zucchero un e un fiore che attira la sale ti attira posa ucca so io se suonare che una multine ogni tanto mi canto lo vuoi tornare in gusto il nuovo bello non mi posso dimenticare queste sono io e un pizzo quando ancora noi schimmo
Ciao Antonio, ci si vede. Lui che mamma. Grazie. Grazie a tutti. Quello che voglio dirvi è che la vita è un gioco. Giocare, vero, come l'ho detto ex sindaco. A sapere che mi cura fuori. Perché? Io sono come il fiume a Bosa, non temo. Non che zoene però, se mi pagano presidente, guai. Ciao, insomma, me la sai noi Giuseppina, Dio vi benedica a tutti quanti e diventiamo sardi veri, perché come diceva Antonio, ritornando a credere veramente, a essere visionari, ce la potremo fare. Grazie a tutti. Non mi dimenticherò mai di questa serata. Grazie, non resta. È bella e perfetta questa terra mia. Io seguirò il tuo consiglio, maestro. Visione, visione, visione. Grazie, vivete tranquilli, sereni, credeteci. Bocchezzone, grazie, a presto. Ciao, amore.